Come Santiago de Compostela anche le Dolomiti, partendo da Venezia e passando per Riese Pio X. Veneto, terra di religione e di papi di San Marco. Ora la Regione Veneto ha stanziato ben 18 milioni di euro per la Via dei Papi, toccando luoghi sacri di fondamentale importanza religiosa. Riese Pio X è una delle tappe che i pellegrini toccheranno, paese natale di Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, e poi pontefice con il nome di Pio X dal 1903 al 1914. C'è un turismo che la gente conosce poco, o che si vede poco, il turismo religioso. Credo che solo l'Opera Romana Pellegrinaggi muove 13 milioni di cittadini italiani che in qualche maniera apprezzano questo tipo di turismo. Allora, il Veneto ha risorse straordinarie nel turismo religioso che non mette in rete. Il primo progetto veneto di turismo religioso in rete, dove i pellegrini avranno dei percorsi dedicati di cammino, di meditazione e di preghiera. Questa è la Via dei Papi. Da Belluno si passa a Riese, si corre per Venezia, ma in qualche modo potrà nel nostro futuro mettere a sistema anche tutta quell'offerta, il Santo a Padova, Monteverico a Vicenza, tutta quell'offerta culturale e religiosa fondamentale. Una nuova forma di turismo economico, ma nel contempo verranno valorizzati luoghi altrimenti poco conosciuti. L'Opera Romana Pellegrinaggi che ho presentato oggi, che ci dà il via e ci dice che questo è un percorso importante per collegarsi a Roma, ma importante in termini europei, diventa essenzialmente di grande prestigio, ma soprattutto anche di grande valorizzazione di tutto il patrimonio che abbiamo, dalle bellissime montagne al mare alle colline. Noi riusciamo in tempi molto rapidi a portare oltre 100.000 visitatori, 100.000 pellegrini, con costi limitati.